Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenute e benvenuti alla giornata conclusiva di Works 2026, Festival del Lavoro, iniziativa ideata e organizzata dal Comune di Vittorio Veneto. Mi limiterò questa sera, oltre a ringraziare tutte voi, il numeroso pubblico, mi limiterò ad approfittare di questo momento speciale per ringraziare la rete di partner che hanno reso possibile questa edizione di Works. Intanto porto i saluti dell'amministrazione comunale e in particolare della nostra sindaca Mirella Balliana. Works è ideato e organizzato dalla città di Vittorio Veneto in collaborazione con l'Associazione Città del Vino 2026-2027. I patrocini che abbiamo ricevuto sono della Regione del Veneto, approfitto per salutare la consigliera Sonia Brescacin qui presente, la provincia di Treviso, l'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, la CNA di Vittorio Veneto, Confartigianato Vittorio Veneto, Ascom Confcommercio Vittorio Veneto, Confcooperative Belluno Treviso, Lega Coop Veneto, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Grazie davvero a tutte queste realtà che hanno sposato il progetto. Inoltre quest'anno c'è stata la curatela, quantomeno per una giornata in particolare di lavori, della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano, che ringraziamo calorosamente. L'evento è in collaborazione con Kellerman, Arteven, Sistema Bibliotecario del Vittoriese, l'Università Ca' Foscari, in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici, il Centro Teatrale da Ponte, che ringraziamo soprattutto per l'organizzazione di questa giornata, Classici Contro, Con le Mani Bazar, Marco Rambaldi, Zammi, gruppi di lettura Leggiamo di Forte, l'associazione The Economy of Francesco, Alveare Cinema, Popcorn e Rai Documentari e l'azienda agricola Prati di Meschio. Ringraziamo in particolare e davvero di cuore gli sponsor di questa edizione, Gecko e Metalmont, e il nostro main sponsor Banca Prealpi San Biagio e l'associazione Noi per Noi. Abbiamo qui in sala il vicepresidente di Banca Prealpi e presidente di associazione Noi per Noi, Flavio Salvador, che ringraziamo calorosamente e preghiamo di estendere a tutto il Consiglio i nostri ringraziamenti. Infine il nostro media partner OPS Group. Grazie a tutta questa rete importante che ha permesso queste giornate e vedere la giornata di oggi proseguire. Poi tanto ci fa piacere insomma la risposta, e poi ricordo anche l'ultima iniziativa a calendario questa sera qui al Teatro Lorenzo da Ponte, alle ore 21 il Cane Din, rappresentazione teatrale di Mirko Artuso, accompagnata dalla musica di Alessandro Barbieri, una rappresentazione che omaggia il grande scrittore vicentino Vitaliano Trevisan. Detto questo, invito e lascio il palco all'intervistatore di questa serata, il professor Mario Coletti, e al protagonista della serata, il professor Federico Faggin. Signore e signori, buonasera a tutti e tra l'altro buona festa della mamma. Per chi se ne fosse dimenticato, siete ancora in tempo. So che c'è una grandissima attesa e impazienza, siamo anche abbastanza in ritardo, di ascoltare il nostro ospite, che credo, soprattutto per voi presenti che avete prenotato con largo anticipo, non abbia bisogno di alcuna presentazione. Ma so che siete impazienti di ascoltarlo, per cui la mia introduzione sarà molto breve e parto subito da due domande. Quanti miliardi di volte
nella tediosa attesa che il nostro computer si accendesse, ci siamo soffermati a guardare quella piccola etichetta che dice Intel Inside. E magari con la curiosità di bambini avremmo voluto avere un cacciavite e aprire la scatola nera e andare alla ricerca di Intel lì dentro e magari anche liberarlo dalla sua gabbia, dalla sua schiavitù. Quante miriadi di volte ci siamo chiesti perché ci hanno rubato la nostra amata tastierina con i numerini e le letterine e oggi tutto è diventato touchscreen. Ebbene, per rispondere a queste due domande dobbiamo fare un salto indietro di quasi 40 anni. Nel 1968 un vicentino, un italiano, si è trasferito in California per portare le proprie competenze, le proprie visioni, idee innovative, la grande capacità di mettere insieme team di talenti, ingegneri, programmatori, sviluppatori, che sono quelli che hanno dato un grandissimo contributo a tutta la tecnologia che oggi è a nostra disposizione. Ma stasera non vogliamo annoiarvi con un'altra conferenza sull'intelligenza artificiale e sull'impatto che avrà nella nostra società. Oddio, magari qualche piccolo accenno lo faremo. Questa sera vogliamo andare oltre. E infatti vogliamo andare oltre l'invisibile con il professor Federico Faggin, a cui do un caloroso benvenuto, un grazie per essere qui da noi. Lascio la parola a lui per una presentazione e parto subito con la prima domanda, che è, in parole semplici, che cosa vuol dire per lei andare oltre l'invisibile? Grazie della bella introduzione. Mi sentite lassù? Ottimo, grazie. Allora, oltre l'invisibile, e perché no oltre il visibile? Allora, oltre il visibile, naturalmente nel visibile ci siete voi, ci siamo noi, osserviamo, viviamo in questa realtà condivisa, però c'è una realtà che non è condivisa ed è oltre il visibile. Però ciascuno di noi può vedere la realtà che abbiamo dentro di noi e questa realtà che tutti abbiamo dentro di noi è visibile soltanto a noi. Quindi questa realtà già è in un certo senso invisibile agli altri, anche se è invisibile a noi, ma c'è una realtà che è ancora più profonda, che è quella che va oltre l'invisibile ed è la realtà del significato della nostra esperienza. La nostra esperienza interiore va oltre il visibile, anche se è visibile a noi, ma è visibile a noi come esperienza. Ma quell'esperienza porta qualcosa in più, porta a capire il significato dell'informazione che il corpo osserva osservando questa realtà condivisa. Ecco quindi che ci sono tre tipi di realtà. C'è la realtà condivisa, che è descritta dalla fisica classica, la realtà visibile da ciascuno di noi ma invisibile dagli altri, che è la realtà dell'esperienza cosciente, la realtà dei qualia, la realtà delle sensazioni, sentimenti, pensieri, emozioni che abbiamo dentro di noi, che è la nostra esperienza. E poi c'è la realtà che va oltre l'invisibile degli altri, che è la realtà del significato dell'informazione. E una cosa importantissima qui è che il significato dell'informazione non fa parte della scienza. La scienza parla di informazione senza significato e questo è uno dei peccati peggiori che sono stati fatti nella scienza negli ultimi 100 anni.
Shannon, che ha definito la parola informazione, ha chiamato informazione semplicemente il riconoscimento di un simbolo indipendentemente dal significato del simbolo. E la quantità di informazione portata da quel simbolo è inversamente proporzionale alla probabilità che quel simbolo si manifesti. Questa è la definizione di informazione nella scienza. E noi, quando quindi lo scienziato parla di informazione, non dice assolutamente nulla di quello che è informazione per noi. Per noi informazione è il significato dei simboli. Il significato dei simboli, non i simboli senza significato. E qui c'è un grandissimo problema per tutti, perché si parla di informazione, pensiamo di capire cosa dice la scienza parla solo di simboli. L'intelligenza artificiale è solo un gioco di simboli, non c'è nessun significato nell'intelligenza artificiale. Un'aggregazione di dati. Come? Un'aggregazione di dati. Un'aggregazione di simboli senza significato, legati insieme dalla loro probabilità di manifestazione. Quindi anche quando una intelligenza artificiale, dopo che voi fate una domanda, vi mette le parole in sequenza, quelle parole in sequenza non sono messe in sequenza sulla base di una comprensione del significato dei simboli da parte del computer, ma semplicemente in funzione di che probabilità c'è per le varie parole che esistono di essere la parola successiva. Quindi è un gioco puramente algoritmico, meccanico, che non ha niente a che fare con il significato. Ed è da lì che nasce appunto uno dei grossi problemi, ma non penso che ne parleremo stasera, ma uno dei grossi problemi dell'intelligenza artificiale che molti che lavorano in quel campo credono che l'intelligenza artificiale sarà superiore a noi. Questo non è vero, è superiore a noi nelle cose meccaniche, nelle cose che hanno regole ben precise, in una realtà che è puramente deterministica, ma non è così per la realtà più profonda che non è deterministica. Probabilmente nella velocità di processare dei simboli, eccetera. Il processamento di simboli secondo le regole dei simboli va benissimo, ma però la comprensione va oltre. La vera creatività non è mescolare oggetti simbolici in maniera che non avevamo mai visto prima, per esempio, il che può essere utile a chi è intelligente e capisce, ma il problema è trovare una nuova forma espressiva che non era mai esistita prima. Quella è la creatività nostra. Siamo noi che abbiamo inventato i computer, non viceversa. Quindi entriamo dentro di noi. Noi riceviamo tutti questi simboli, li processiamo e penso nel ragionare comune riteniamo che tutto quello che noi facciamo, ragioniamo, decidiamo, viene dal nostro cervello. Però lei dice che la coscienza non nasce dal cervello. Esatto. E se è così, quindi da dove nasce? La coscienza non nasce dal cervello, ma è il cervello che nasce dalla coscienza. Perché? Perché la coscienza, secondo questa nuova teoria che ho sviluppato insieme al professor Dariano, che è un luminare nel campo dell'informazione quantistica, la coscienza non è spiegabile in nessun modo con materia che non è cosciente o con energia che non è cosciente. In altre parole, la fisica parte dall'esistenza di materia, energia, spazio e tempo che si combinano in varie forme e creano la realtà, quella condivisa, perché è solo nella realtà condivisa che noi possiamo misurare quello che avviene. E nella realtà più profonda, che per i fisici non esiste ancora, ma è quella che è indicata chiaramente dalla fisica quantistica, che quasi tutti i fisici dicono, anzi tutti i fisici dicono che non la capiamo. La fisica quantistica afferma certe cose che sono incompatibili con quella che è la realtà condivisa. E allora chi crede che esista solo la materia
e questi sono i materialisti, che poi diventano gli scientisti, cioè gli scienziati che partono solo dalla materia e vorrebbero spiegare tutto attraverso la materia. Gli scientisti che non sono scienziati hanno creato una religione, la religione che dice che tutto ciò che esiste è lo spazio-tempo, la materia, l'energia e gli oggetti che si muovono nello spazio-tempo che noi possiamo misurare. La fisica quantistica, secondo lo scientismo, è semplicemente una teoria matematica che ci permette di fare predizioni su ciò che si può misurare sullo spazio-tempo. Quindi la fisica quantistica in realtà è solo matematica per la grandissima parte degli scienziati, non tutti, per fortuna, ma la grandissima parte, e sono quelli che li chiamo scientisti invece di scienziati perché credono che quella sia la verità, quindi non vogliono nemmeno esplorare se invece la fisica quantistica dice qualcosa di più profondo. La fisica quantistica dice qualcosa di molto più profondo perché ci dice che la realtà più profonda non ha nessuna delle proprietà della fisica classica. Prima di tutto, nella realtà più profonda, tutte le parti sono interconnesse. Quindi l'universo non è fatto di parti separabili come nell'universo dello scientismo. L'universo è fatto di parti intero, cioè parti che sono collegate, fanno parte del tutto. Questa è la scoperta del secolo, che si chiama il premio Nobel per questa scoperta è avvenuto credo 4 anni fa più o meno, ed è l'entanglement quantistico. L'entanglement quantistico è il fatto che l'universo è olistico, l'universo non è fatto di parti separabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è interconnesso. Di fatto la fisica quantistica dei campi dice che l'elettrone, che è una delle particelle più piccole, più fondamentali che ci siano, insieme ai quark, l'elettrone non è una particella separabile, non è né una particella né un'onda, come è stata descritta fino a 50 anni fa. In realtà è uno stato del campo degli elettroni. Quindi se c'è ontologia, l'ontologia non è nell'elettrone, ma è nel campo. È il campo che è la sostanza, l'essenza, l'ontologia della realtà più profonda. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che come un'onda del mare non è separabile del mare, l'elettrone non è separabile dal campo degli elettroni. Quindi le proprietà dell'elettrone sono le proprietà del campo. L'elettrone non ha proprietà proprie, manifesta quello che il campo vuole manifestare quando l'elettrone si chiama uno stato eccitato del campo, cioè vuol dire che l'elettrone interagisce con un altro campo nello spazio-tempo. Ma questa interazione non avviene sempre, avviene ogni tanto, seconda di come... Di molti altri fattori, non c'è tempo di andare più in profondità di questo, ma il punto fondamentale qui è che la fisica ha scoperto negli ultimi 30 anni perché quasi nessuno voleva o credeva che esistesse l'entanglement quantistico. Non lo volevano i fisici, e però a loro malgrado il potere della fisica è che l'esperimento domina la teoria. Quindi se la teoria dice una cosa però l'esperimento dice il contrario, vince l'esperimento, perché l'esperimento vuol dire ontologia, vuol dire fare delle cose che esistono realmente. E allora partendo dall'entanglement si può dire che la realtà più profonda è fatta di parti intero, come per esempio abbiamo appena spiegato, l'elettrone non è una parte perché non è separabile del suo intero che è il campo, e il campo è una parte intero di uno, cioè di tutto l'universo, cioè del campo unificato che ha creato il campo degli elettroni, che non è separato dal campo unificato che è uno. E lei mi ha portato infatti alla domanda successiva, perché
ha aggiunto alla coscienza una parola più grande, che è quella forse più difficile da spiegare, anche la più affascinante da ascoltare, che è proprio quella dell'uno. Quando lei parla dell'uno, di che cosa è che sta parlando davvero? Di Dio, di una coscienza universale, di un'origine comune di tutte le cose? Io quando parlo di uno parlo dell'universo, cioè parlo di tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste vuol dire che non c'è niente che possa esistere al di fuori di uno. Quindi anche la matematica fa parte di uno, anche il male che esiste nel nostro mondo fa parte di uno. Tutto ciò che esiste fa parte di uno, la totalità di ciò che esiste. E la totalità di ciò che esiste per la fisica ha due proprietà fondamentali. È dinamica, cioè non è mai la stessa istante dopo istante, la realtà continua a cambiare, questo lo sappiamo benissimo noi stessi nella nostra esperienza. L'altra proprietà fondamentale è che uno è olistico, non è fatto di parti separabili, quello che ho detto prima. Ma allora che ci sta a fa uno? Perché c'è uno? Cioè che ragione di esistenza è per uno? Questa è la parte nuova che io ho introdotto in questo modo di pensare, in questo modello, e dico: uno è dinamico e olistico e vuole conoscere se stesso. Perché dico vuole conoscere se stesso? Perché anche per noi l'anelito più profondo che abbiamo è di conoscere noi stessi. La scienza stessa ha a che fare con la conoscenza del mondo e di se stessi, e così via. Le religioni ancora di più hanno a che fare con la conoscenza di noi stessi, magari di un Dio che è superiore, eccetera. Quindi l'essenza fondamentale anche della nostra vita, a parte le disavventure e tutto il resto che avvengono nella nostra vita, però l'essenza è di conoscere noi stessi. Naturalmente, se noi pensiamo di essere macchine, come pensa lo scientismo, noi siamo semplicemente una macchina senza significato, come l'informazione senza significato che è stata inventata dagli scientisti, non dagli scienziati, dagli scientisti, e quindi eliminiamo in partenza che ci sia qualsiasi ragione e significato per l'universo. Quindi partendo da questo postulato, che deve essere preso come postulato perché non si può dimostrare, ma è il postulato più semplice che capiamo tutti, perché sappiamo che noi vogliamo conoscere se stessi, gli altri, il mondo, e sappiamo dalla fisica che anche noi siamo dinamici olistici, quindi noi in certo senso siamo parte intero di uno. Ma noi non corpo, benché il corpo non sia separato dal campo che siamo noi. Noi siamo un campo che controlla il corpo, attraverso il quale il campo conosce se stesso nell'interazione con gli altri. Ed ecco perché la coscienza genera il cervello e non viceversa. La coscienza allora è una proprietà di uno che vuole... Perché uno possa conoscere se stesso deve essere cosciente. Quindi questo postulato definisce implicitamente che cos'è la coscienza. La coscienza è la capacità di uno di conoscere se stesso. Quindi per conoscere se stesso deve essere cosciente. Quindi la coscienza è una proprietà di uno, non è un ente la coscienza. Uno è un ente, l'unico ente che esiste, perché è olistico, e tutto il resto che esiste è una parte intera di lui. Ma guarda un po' che anche il nostro corpo è costruito allo stesso modo. Il nostro corpo è una struttura quantistica e classica, e solo perché è quantistica e classica può essere costruita in questo modo, e ogni cellula del nostro corpo ha al suo interno il genoma dell'uovo fecondato che ha creato tutto il corpo. L'uovo fecondato è una cellula, e da questa cellula per riproduzioni successive avviene tutto il corpo. Noi abbiamo 30 trilioni di cellule, ciascuna delle quali una parte intera dell'organismo, del tutto. Guarda un po', anche noi siamo costruiti a immagine e somiglianza di uno, ma noi non siamo il corpo, noi siamo il campo, e il campo controlla il corpo. Quindi
Però il corpo, come l'elettrone non è separato dal campo, il nostro corpo non è separato dal campo che siamo noi. E faccio un inciso su quello che diceva lei: se noi fossimo macchine avremmo molto la peggio dall'intelligenza artificiale, non avremmo speranza. Assolutamente, ma in ogni caso, se noi fossimo macchine, allora l'intelligenza artificiale ci avrebbe creato noi. Invece siamo stati noi a creare l'intelligenza artificiale perché siamo coscienti, perché capiamo. Chiudo il cerchio parlando di libero arbitrio, anzi chiedendo a lei di parlare di libero arbitrio, perché coscienza e libero arbitrio, diciamo, sono le tre componenti di quello che siamo e facciamo. Sì, allora la coscienza, parlare del libero arbitrio di uno è concettualmente difficile, perché uno, essendo tutto ciò che esiste, fa quello che fa, cioè è libero di fare quello che fa, è il paron e quindi fa lui tutto quello che vuole, no? Però attenzione, perché uno, quando conosce se stesso, porta in esistenza la conoscenza di sé sotto forma di un campo, di una parte intero di sé. Perché essendo olistico non può conoscere un pezzettino di sé, deve conoscere tutto se stesso nella direzione in cui si è conosciuto. Quindi porta in esistenza una parte intero di sé. Ecco da dove parte la vita. La vita non parte dalla vita biologica, parte da uno che, conoscendo se stesso, porta in esistenza parti intero di sé, campi, il campo unificato che crea campi che sono parte intero di sé. E questo è fantastico se uno ci pensa, no? Quindi la vita non è un fenomeno biologico, la vita è come uno può conoscere se stesso. Quindi noi, a nostra volta, abbiamo una identità, e l'identità è la direzione in cui uno ha conosciuto se stesso. È come uno che osserva se stesso in una certa direzione, e quella direzione è l'imprint che abbiamo per conoscere noi stessi, perché uno conosce se stesso creando noi, e poi la nostra conoscenza di sé diventa conoscenza di uno. Quindi c'è un processo discendente e un processo ascendente. Vorrei abbandonare per un attimo questo argomento fantastico, anche perché sono sicuro che ci saranno... Non ho risposto al libero arbitrio fino in fondo, scusate, ma perché io parto per la tangente, ma anche perché è necessario darvi un background, se no vi do una spiegazione che è scollegata con il resto. Quindi perché allora i campi che siamo noi devono avere il libero arbitrio? Perché il volere di uno non può essere al punto che noi dobbiamo fare solo il volere di uno. Noi possiamo, nel contesto di conoscere noi stessi, abbiamo la libertà di decidere la direzione in cui noi vogliamo conoscere noi stessi, sempre però col punto di vista che è la nostra identità. E quindi noi abbiamo il libero arbitrio. Se non avessimo il libero arbitrio, e noi fossimo delle macchine, fossimo delle strutture deterministiche come una macchina, non avrebbe senso. Uno già potrebbe conoscerci, perché se fossimo deterministiche il futuro è certo, mentre solo se uno non è deterministico, cioè il fatto che uno voglia conoscere se stesso vuol dire che dentro uno ci sono delle complementarietà che uno deve portare in equilibrio, che deve capire, se no altrimenti sconoscerebbe già tutto quello che deve conoscere. E di fatto il Dio di molte religioni è onnisciente. Cosa vuol dire onnisciente? Sa già tutto, ma se sa già tutto non è necessario creare tutta questa confusione in cui viviamo noi per conoscere se stesso. Quindi, perché come ho detto prima, tutto ciò che esiste fa parte di uno. Quindi anche il male, a qualche livello, quello che chiamiamo noi male, deve servire a creare nuova conoscenza o accelerare nuova conoscenza, in modo che uno possa conoscere se stesso.
E il libero arbitrio ci dà la possibilità. È fondamentale perché la coscienza deve essere libera di osservare quello che vuole osservare, comunicare quello che vuole comunicare, e per conoscere noi stessi noi dobbiamo conoscere l'altro come noi stessi, e quindi anche lì è fondamentale. Il libero arbitrio è scegliere con chi comunicare, cosa comunicare e così via. Scegliere il male, il bene. Mettersi nei guai. Allora, dicevo, vorrei abbandonare per un attimo questo argomento, anche perché sono sicuro che dal pubblico ci saranno molte domande, e vorrei tornare alla realtà tecnologica. Sì. Bene o male, nel corso della storia umana ci sono state innumerevoli rivoluzioni tecnologiche. Ti ho versato l'acqua già. Innumerevoli rivoluzioni tecnologiche, forse la più grande di 200 anni fa, la rivoluzione industriale, che ha creato grandissimo cambiamento nella vita di tutti, e nel modo di lavorare, nell'impiego, nella urbanizzazione, eccetera. Oggi siamo in una nuova rivoluzione, che è quella dell'intelligenza artificiale. E nelle rivoluzioni passate inevitabilmente abbiamo osservato il cambiamento in categorie di lavoro, la distruzione di alcune, la creazione di nuove, eccetera. Con questo avvento dell'intelligenza artificiale ritieni che sarà la stessa cosa o sarà diverso? E l'altro aspetto è legato al fatto che tu certamente questa cosa non la osservi da osservatore esterno, da spettatore, sei una delle persone che ha reso possibile questo mondo e questa nuova rivoluzione. Quindi qual è la tua interpretazione o visione 40 anni dopo averci lavorato e averci dato tutte queste tecnologie che ci hanno sicuramente migliorato in parte la vita, ma dall'altro hanno creato varie minacce per noi? Allora, l'intelligenza artificiale è veramente un salto qualitativo e quantitativo molto superiore a qualsiasi altra invenzione che ha fatto l'uomo, perché per la prima volta abbiamo delle strutture meccaniche che imitano il pensiero umano, non solo le azioni umane. Le macchine che facevamo nel passato amplificavano essenzialmente il lavoro muscolare umano, no? Ma adesso queste macchine, i computer, amplificano la capacità della mente umana, e la mente è molto più potente del corpo, dell'aspetto fisico del corpo, e quindi cose che possono manipolare la nostra mente. Ma non sarebbe l'intelligenza artificiale che vuole manipolare la nostra mente, perché l'intelligenza artificiale non capisce niente, non ha nessun volere, non vuole nulla. Ma chi fa l'intelligenza artificiale la può usare per manipolare le nostre menti. E allora qui abbiamo un problema molto importante, perché questo è molto più insidioso di una macchina che ci può, non so, una gru che ci può cascare addosso. Cioè l'aspetto mentale è molto più potente dell'aspetto materiale, come ho appena detto. E quindi manipolare l'aspetto mentale umano può creare molti più problemi di quello che è stato causato dalla tecnologia del passato. Ecco perché oggi viviamo in un momento storico molto importante, perché dobbiamo imparare a usare l'intelligenza artificiale con etica. E l'etica, molti di quelli che fanno l'intelligenza artificiale credono che sia un algoritmo. No, l'etica non è un algoritmo. L'etica è uno degli aspetti più profondi dell'amore, che è uno degli aspetti più profondi di ciò che siamo noi. Noi non siamo macchine. All'essenza della nostra interiorità, della nostra esistenza, è amore, gioia, pace, etica
valori come questi che non sono algoritmici. E quindi se noi non impariamo ad usare l'intelligenza artificiale in maniera etica, e dobbiamo imparare anche a difenderci dall'intelligenza artificiale creata da chi non la genera in maniera completamente etica, in modo da saper scansare le difficoltà che ci sono se noi crediamo a quello che l'intelligenza artificiale ci dice. Non mi riferisco qui all'intelligenza artificiale usata per fare le cose per cui ci sono regole. Per esempio, se io voglio fare un programma, un nuovo programma, oggi è possibile avere un agente di intelligenza artificiale a cui io spiego quello che voglio, e se lo spiego in maniera coerente, l'intelligenza artificiale mi può scrivere il programma. Però io devo essere anche in grado poi di vedere che il programma è scritto giusto, se ci sono degli errori, e quindi non posso fidarmi dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può aver capito male quello che gli ho chiesto di fare io. E quindi è fondamentale, per usarla bene, di saperla più lunga dell'intelligenza artificiale. E questo non è mica facile, perché noi vorremmo fare una domanda all'intelligenza artificiale per una cosa che non sappiamo. E allora come facciamo a saperla più lunga? Bisogna avere e sviluppare il senso prima di tutto controllare, fare altre domande, triangolare in modo tale che attraverso domande che cercano di far ragionare l'intelligenza artificiale, che non ragiona nel senso nostro in cui la comprensione è coinvolta nel ragionamento. L'intelligenza artificiale non ha comprensione, quindi semplicemente mette sempre questi simboli insieme, però siccome ha imparato a mettere i simboli insieme in una maniera quasi coerente, solo come simboli, ci darà delle idee nuove se noi siamo in grado di capire queste idee nuove, nel senso che sono idee nuove, nel senso di combinazioni diverse delle stesse idee di base che abbiamo già, che conosciamo già. E ce le ridà combinate in maniera nuova, e noi, se siamo capaci di capire veramente, potremo fare una creazione che va oltre quello che l'intelligenza artificiale potrebbe fare. La possiamo fare solo noi, non lo può fare l'intelligenza artificiale, perché non ha la creatività che viene dalla comprensione. Capite? Quindi l'intelligenza artificiale può essere un aiuto enorme alle persone capaci che la usano con intelligenza e la usano con etica. Invece può diventare un disastro quando la gente si fida, fa quello che gli dice l'intelligenza artificiale. Quando è ora di votare, uno chiede l'intelligenza artificiale per chi deve votare. Potete essere sicuri che l'intelligenza artificiale vi dirà di votare per chi ha fatto l'intelligenza artificiale. Hai parlato di persone capaci, ma la capacità è una cosa che è innata o si insegna? E credo che l'elemento qui sia lo sviluppo dello spirito critico, quindi la capacità di analizzare se quello che ci arriva è vero o falso. È una cosa che può essere insegnata? La possiamo inserire nei programmi? Certo, ma ognuno di noi ha delle capacità. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi può trovare dentro di sé delle risorse che magari un altro non ha, e la chiave di volta nel conoscere noi stessi è proprio capire chi siamo. E per capire chi siamo, però, non dobbiamo chiedere all'intelligenza artificiale che ci dica chi siamo, dobbiamo trovare la risposta dentro di noi. E quindi l'unico modo per fare progresso è di riconoscere che noi non siamo macchine e che noi abbiamo dentro di noi la capacità di farlo. Sembra facile, però è l'unico passaggio fondamentale. Quindi capire questo è fondamentale. Insegnare questo ai bambini, non insegnare i dogmi, ma insegnare a pensare, insegnare a guardare dentro, ad accettare la propria interiorità. Quello è il futuro
dell'uomo, se l'uomo riuscirà a superare i traumi che avremo nei prossimi 5, 10, 15, 20 anni dovuti all'irrompere dell'intelligenza artificiale nella nostra società. Perché quelli che vogliono controllarci stanno investendo cifre pazzesche per farlo. Per esempio in Silicon Valley oggi per quest'anno si parla di 1.000 miliardi di dollari di investimento in nuovi computer, quindi in infrastruttura e in ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma sono cifre io ho mai viste, cioè anche al massimo del dot-com boom, no? Parlo degli anni 2000, ma lì si parlava al massimo di 10 volte di meno, no? 100 miliardi per dire, no? Magari 50 miliardi, ma parlare di 1.000 miliardi, no? sono cifre spaurose. Per fortuna non ci sono abbastanza risorse, in particolare energia elettrica, per far funzionare questi computer, perché questi computer consumano da 1 a 10 gigawatt l'uno. Da 1 a 10 gigawatt l'uno. È una cosa mai vista. Sono grandi come più di un campo da calcio. Ma no, naturalmente non sono monolitici, sono fatti con la ripetizione di pezzi di computer, sono computer fatti di computer, fatti di computer, fatti di computer, almeno 4 livelli di gerarchia. Hai toccato l'argomento di chi sta sviluppando l'intelligenza artificiale, hai toccato l'argomento di etica. Io devo fare una confessione, ho sbagliato. No, per il mio percorso professionale sono cresciuto alla scuola di Andy Grove, di Intel, di Google, e di un tipo di leadership che probabilmente è quello che ci sta portando, ci ha portato a un ambito molto pericoloso per l'umanità. Mentre invece tu hai un modello e una visione di leadership completamente diversa, che ho comunque imparato attraverso i tuoi libri, come possiamo influenzare costoro, quelli che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale, quelli che se ne vogliono approfittare per esempio per aspetti di potere elettorali eccetera? Come possiamo fare da cittadini o da esperti per influenzarli e per portare l'evoluzione dell'intelligenza artificiale in un ambito etico e diciamo benefico per tutta l'umanità? Allora, quindi tu fai parte di quelli che only the paranoid survive. Solo Andy Grove era il capo dell'Intel durante la grande espansione dei computer personali, e ha scritto un libro il cui titolo era Solo il paranoide sopravvive. Naturalmente se uno crede nel principio che la sopravvivenza, che la vita, la ragione della vita è la sopravvivenza del più adatto, ecco quindi che si può capire questa frase. Ma questa è la frase naturalmente di chi vuole comandare. Era un libro scritto per giustificare la sua paranoia. Allora, l'unico modo per cambiare il mondo è cambiare se stessi. Non si può cambiare gli altri. Cioè, noi siamo abituati a pensare sempre che quando le cose non vanno bene di dare la colpa agli altri. Invece dobbiamo cominciare a pensare che se qualcosa non va bene nella nostra vita, a vedere dove noi abbiamo contribuito più o meno a creare il problema di cui ci lamentiamo, perché è così. Ognuno di noi contribuisce al proprio successo, alla propria o il proprio insuccesso. Quindi siamo abituati per risolvere un problema cosa facciamo? Obblighiamo gli altri o facciamo guerra.
questo è esattamente quello che dobbiamo smettere di fare. Ma naturalmente non si può mica smettere di fare battendo un martello in testa alla gente, no? In realtà, se ciascuno di noi cambia se stesso, trovando dentro di sé, riconoscendo la propria profondità spirituale, ecco che creeremo un mondo migliore senza dover cambiare gli altri. Gli altri vedranno in noi abilità, capacità che non riescono a capire, quindi dovranno seguire quello che facciamo noi. Quindi l'unico modo è quello, anche se ci vuole molto più tempo, però è l'unico modo che funziona. Vorrei atterrare in Italia da questo meraviglioso volo, ma prima di atterrare in Italia vorrei farti una domanda più globale. Quando parliamo di intelligenza artificiale, di tecnologie e anche di futuro, c'è una contrapposizione tra l'intelligenza artificiale sviluppata dagli Stati Uniti e quella sviluppata dalla Cina. Purtroppo in Europa non stiamo facendo granché per contrastare questi due. Chi ha ragione, chi ha torto? Come vedi il confronto Cina-Stati Uniti su questo aspetto tecnologico, ma anche su quello che è l'evoluzione geopolitica di questo confronto? Devo dire che non so abbastanza della situazione in Cina. So, da quello che posso capire, in Cina sono molto più avanti degli Stati Uniti nella robotica, perché proprio guardando un pochino i prodotti che hanno, eccetera, e sanno fare i robot che sono veramente potenti per il momento e che costano 1/10 di quello che costano agli Stati Uniti, quindi non è solo fare il robot che funziona, ne farne uno, è farli a livello che poi si possono produrre in serie. La cultura cinese, io quel poco che conosco, sono stato in Cina molte volte, ho lavorato con cinesi, quindi ho un senso della loro cultura, ma di nuovo io non sono uno studioso di queste cose, ma il mio senso è che i cinesi tanto lavorano molto di più degli americani. Questo è garantito, perché lo vediamo, ma anche degli italiani, credo. Ma questo lo vedete voi, decidete voi. Ma io vedo che mia moglie, quando vuole trovare una parrucchiera, va sempre dalle cinesi, perché sono aperte, hanno sempre sabato, domenica, eccetera. Quindi i cinesi non hanno la stessa tipo di aggressività che vedo per esempio nella cultura anglosassone. Per esempio, sto pensando degli esempi, per esempio nella pubblicità. La pubblicità è nata molto con l'anglosassone, no? La pubblicità, quei piccoli inganni, quelle piccole cose, quei sotterfugi. Tra l'altro, guardiamo anche nella Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi sono riusciti a ingannare i tedeschi più di una volta, facendo credere che andavano di qua e poi invece erano andati di qua. Sono riusciti a ingannarli, facendo pensare ai tedeschi che non decodificavano le loro comunicazioni, e invece avevano capito come farlo, però lo facevano nella maniera così fatta bene che non si sono mai accorti i tedeschi che gli inglesi potevano leggere i sistemi crittografici che usavano nella guerra, è una storia lunga. Comunque, quindi proprio questa differenza culturale, secondo me, direi che uno potrebbe estrapolare e dire che è molto più facile che sia l'America che ne approfitta dell'intelligenza artificiale per farci votare quello che vogliono loro, ma noi neanche ci accorgeremo,
che non i cinesi, che tanto voteranno per i capi perché non possono fare niente altro. e quindi in ogni caso insomma, il cinese non ha la stessa, c'è una mentalità diversa. Non so mettere ancora il dito, però questo è il mio senso, è la mia opinione. Dopo quasi 40 anni negli Stati Uniti hai deciso di tornare in Italia. 57. Scusa, 57 anni. 57, dal 68. Tanti italiani che hanno lavorato all'estero per molti anni sono tornati in Italia. Ho l'impressione che quando si ritorna, c'è la volontà di contribuire allo sviluppo del paese, al cambiamento del paese, ma che sia estremamente difficile riuscire a impattare. Ci sono stati anche dei benefici, no? Draghi ha stimolato, incentivato con il rientro dei cervelli, ma senza un programma di dire ok, di questi cervelli che rientrano, che cosa ne facciamo? Secondo te questa difficoltà, questo ostacolo è un aspetto culturale, un aspetto politico, un aspetto che cosa frena questo tipo di cambiamento e sviluppo? Io penso questo, io penso che se c'è un paese che possa avere un impatto fondamentale in questa situazione in cui ci troviamo, è proprio l'Italia. Perché in Italia c'è una cultura filosofica, una cultura artistica, una cultura religiosa e una cultura tecnologica che sono molto più, come dire, parte della nostra cultura generale. E quindi io credo che se è possibile rinascere, cioè se è possibile avere un rinascimento che è necessario, un rinascimento fondamentale è capire che noi non siamo macchine, cioè un rinascimento che non è che uno, come il rinascimento e l'umanesimo, il rinascimento che è avvenuto nel 400-500 in Italia, che ha cambiato l'idea di chi siamo riguardo le religioni che esistevano allora. Oggi l'Italia può fare un rinascimento, un umanesimo rinascimento riguardo lo scientismo, che è la religione che 3-4 miliardi di persone oggi seguono nel mondo. E questo si fa mettendo insieme l'aspetto interiore e l'aspetto esteriore. E quindi l'Italia è posizionata in maniera perfetta per fare questo. Speriamo. Bisogna probabilmente mettere insieme elementi che hanno una visione. Non hai l'impressione che oggi, non solo l'Italia, ma in generale il mondo, sia governato da burocrati che hanno una visione molto short-termistica? Ma i burocrati saranno gli ultimi ad accettare un rinascimento, no? Quindi secondo me il rinascimento nasce da un numero di persone che riescono a articolare l'essenza di un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di essere, e che poi la sanno comunicare in maniera egregia e soprattutto la dimostrano col loro comportamento, e questo può portare veramente a una trasformazione, soprattutto oggi in cui i mezzi di comunicazione sono talmente veloci che queste cose, una volta che uno le può comunicare, la comunicazione è istantanea, mentre nel passato non era così. Quindi secondo me questo è possibile, ma naturalmente coinvolgerà un piccolo nucleo di persone che cominciano a capire queste cose, le cominciano a usare, insomma, portare avanti questo discorso. E a seminare questa logica. E questo mi porta
di nuovo oltre l'invisibile. E devo leggere questa parte per essere sicuro di non perdere nulla, ma nel libro che hai scritto definisci questa esperienza di risveglio, di scoperta di uno, come un'esperienza non trasferibile. Quindi l'avvicinamento a uno e quindi la consapevolezza legata alla coscienza, al libero arbitrio, è una cosa che è accessibile a pochi eletti. Come ci si può arrivare e come fare per arrivarci? Allora è proprio l'opposto, cioè è proprio l'opposto di quello che è stato fatto nel passato, perché nel passato uno per avere un rapporto con Dio doveva passare attraverso i preti essenzialmente, no? Cioè c'erano i guardiani o gli intermediari tra l'uomo e l'aldilà. Invece ciascuno di noi può avere queste cose, basta volerlo. Naturalmente non è mica volerlo, non è mica facile, ma se uno vuole conoscere se stesso e lo fa con onestà e con senso di responsabilità e con proprio il senso di farlo per cosa? Per conoscere se stesso, non per far soldi, non per avere più potere, cioè proprio per il bisogno di conoscere. Ecco che chi siamo, noi siamo il campo apre il kimono e fa vedere quello che siamo. Cioè, io ho avuto l'esperienza, non so se è uno, però certamente di un essere molto più avanzato di me e di cui io sono parte. Io ero parte intero di quello che ho esperito. Quindi questa esperienza la possiamo avere tutti e di fatto è l'unico modo in cui possiamo conoscere. Noi possiamo conoscere perché abbiamo coscienza e libero arbitrio e possiamo decidere di farlo e abbiamo la capacità di farlo. È che se qualcuno ti dice che non lo puoi fare perché è solo per gli eletti oppure e io sono eletto, no? Quelle cose lì è un modo sicuro per cui le persone non lo possono avere. E quindi è molto importante che noi impariamo, capiamo che abbiamo ciascuno di noi le risorse per fare questo. Naturalmente soprattutto quelli che sono qui a sentire queste cose, perché se avete curiosità per capire queste cose siete qui, no? Se no non sareste qui, sareste a guardare una partita di calcio o qualcos'altro. Quindi questo bisogno di conoscere l'abbiamo tutti a un certo punto della nostra evoluzione e basta volere, ma volerlo proprio con il senso anche del potere, anche il senso come dire, allora io voglio sapere, dimmi, no? Non una preghiera di uno che si fa vittima, ma una preghiera di uno che dice io sono e voglio conoscere chi sono. Quindi questo è possibile per tutti. Bene, il professor Fagin ci tiene incredibilmente al rapporto con il pubblico, quindi anziché continuare a fare io domande, vorrei aprire le domande al teatro e c'è l'opportunità appunto per chi avesse domande di rivolgerle al professor Fagin e sentire appunto che cosa ci può dire. C'è una mano alzata là in cima. Chi è che è? Chi è? Grazie. Buonasera, mi chiamo Alexandra. Grazie mille per il suo intervento.
Io ho scritto 3 domande, quindi devo scegliere, mi sa. Una alla volta, per favore. Certo. Allora, mi ha fatto molto pensare quello che lei ha detto rispetto alla necessità dell'uno di conoscere se stesso. Allora la mia domanda iniziale era proprio: che posto ha l'istinto di sopravvivenza in questa conoscenza di se stessi, che spesso noi vediamo anche come legata a quello che ci ha detto la scienza, o almeno insomma gli insegnamenti che sono arrivati da teorie sull'evoluzione eccetera, e quale invece posto ha l'amore? E forse se l'istinto di sopravvivenza e l'amore magari coincidono, ecco, secondo lei questo, ecco. Va bene, allora per conoscere cancello uno vuole conoscere se stesso perché non conosce ancora completamente se stesso, quindi il fatto che voglia conoscere se stesso già implica un sacco di cose, cioè il fatto che partendo da questo postulato dobbiamo già capire che una delle conseguenze è che uno non conosce ancora se stesso completamente, quindi una delle cose che ci si chiede subito dopo è: ma se uno non conosce ancora se stesso, da dove viene la conoscenza di sé quando ce l'ha? Perché io dico, allora uno quando conosce se stesso crea una parte intera di sé. La parte intera di sé viene dal potenziale di uno. Uno ha un potenziale, cioè è come l'inconscio di uno. Uno non solo contiene ciò che uno già conosce di sé, ma contiene anche ciò che uno non conosce già di sé, perché non potrebbe essere nulla. La conoscenza di sé non può venire dal nulla, deve venire da un qualcosa che uno non conosce ancora. E non conoscendola ancora lo porta in esistenza, perché conoscere ha il valore di esistenza. Nella fisica quantistica guarda un po' che c'è il vuoto quantistico che è definito come quando uno toglie tutto quello, tutta la materia, tutta l'energia, che cosa esiste, cosa rimane? Non è che non rimane nulla, rimane il vuoto quantistico che in realtà ha una densità di energia che è incredibile. È 10 alla 120 erg per centimetro cubo. Una roba folle, nessuno sa perché o cosa, e questo già ti dice che già nella fisica c'è il concetto di un potenziale, perché da dove viene allora la realtà? Viene da questo vuoto quantistico che è un plenum di energia. Allora con questo background anche noi nella nostra conoscenza viene da una parte che è legata, siccome facciamo parte intero di uno, abbiamo anche noi una parte inconscia, che è la parte che quando noi conosciamo per la prima volta noi stessi con qualcosa che non conoscevamo prima, proviene dalla stessa sorgente, e quindi noi aiutiamo in un certo senso uno a scoprire se stesso attraverso la nostra conoscenza di sé e a portare questa nuova conoscenza che si lega, perché è tutto interconnesso, quindi si lega automaticamente, proprio nell'emergere, si lega alla conoscenza che già esiste. Quindi il significato di sé di uno, che è l'essenza di uno, è una struttura dinamica, olistica, che cambia continuamente. Come possiamo immaginare, se vogliamo, in una struttura geometrica, ma non geometrica nel senso proprio, come dire, rigido della geometria, ma una struttura quasi geometrica che connette tutto e che che continua a cambiare. Quindi questo è il meglio che posso dire riguardo a questo, però adesso non mi ricordo più la domanda.
Sì. Allora, no, perché le reti neurali sono strutture algoritmiche. Il significato va oltre l'algoritmo, non è un algoritmo, può generare algoritmi una volta che è compreso. Quando è compreso si può allora trasformare in algoritmi, ma questi algoritmi sarebbero matematica nuova, mai esistita prima, perché se no torniamo alla scienza. Quindi il discorso qui è molto, molto importante, perché in questo modo di concepire la realtà, la conoscenza interiore, tra l'altro, si manifesta dal punto di vista di uno, ma anche dal punto di vista nostro, come amore. Cioè io, quando ho conosciuto me stesso come parte intero di uno, mi sono conosciuto come amore, pace e gioia. Quindi, e non sono il solo, perché grandissima parte delle esperienze di premorte, per esempio, quando uno si vede sopra il corpo e poi si sposta in questa realtà più vasta in cui incontra persone care che erano già morte, ecco che l'energia che c'è, il senso di sé, è esattamente questo. Quindi l'amore è fondamentale e non è semplicemente un sentimento. L'amore è visto da dentro è il sapore del significato, quindi il sapore della nostra conoscenza di sé. Da fuori è invece una forza che porta in risonanza l'interiorità dei nostri campi, quindi ci aiuta a conoscere noi stessi, ad avere lo stesso significato dentro di noi, cioè perché la risonanza della fisica quantistica non si riferisce a delle cose, si riferisce alla stessa esistenza. Si riferisce proprio all'esistenza, perché la risonanza sono delle onde di probabilità. Ma probabilità di cosa? La probabilità di avere la stessa conoscenza di sé, perché la conoscenza di sé è l'aspetto più fondamentale della realtà. Le faccio solo allora un'altra domanda o vado avanti? Ok. Sì. Grazie. Salve, la ricerca... Se si alza mi farebbe piacere, così vedo anche chi mi parla. Grazie. Pronti? Sì, la ricerca, soprattutto la ricerca legata all'intelligenza artificiale, è spesso guidata dal mondo del business e ora anche dalla parte militare. Né business né il mondo della difesa o dell'attacco viene governato da quel che lei ha definito amore. Com'è che possiamo riconoscere se i sistemi che noi tutti utilizziamo hanno una componente etica o non ce l'hanno, pensando che le aziende che producono queste tecnologie necessitano più di business, di capitali, più che di amore? Come possiamo riconoscerli e secondo lei quali modelli andranno ad affermarsi, se più spinti dal mondo del business, dal mondo della tecnica o più spinti dal mondo dell'amore? Se uno, prima di tutto, la religione scientista parte dalle nozioni di scienza. Io non ho mai visto la parola amore usata in un libro di fisica. E siccome la fisica è l'essenza dello scientismo dal punto di vista proprio della conoscenza fondamentale, la fisica non parla di amore, e la informazione senza significato non parla assolutamente di amore, perché l'amore è esattamente il significato. Cioè l'amore è quando uno ama, ha la certezza che ha capito l'altro come se stesso, almeno nella misura in cui ama. Quindi questo è molto importante, perché l'amore è come noi conosciamo
il significato di chi siamo e il significato dell'altro. Queste cose qua non hanno niente a che fare con l'intelligenza artificiale, vanno oltre l'invisibile, vanno oltre quello di cui lo scientismo parla, e per non parlare dell'intelligenza artificiale. Quando l'intelligenza artificiale usa la parola amore, è un simbolo senza significato. Se l'intelligenza artificiale parla di amore, non sa neanche quello che dice. Anche noi spesso diciamo ti voglio bene senza sentire niente dentro di noi, e quando facciamo quello ci comportiamo come intelligenza artificiale. Mentre se noi diciamo ti voglio bene perché rispondiamo all'amore che proviamo dentro di noi per quella persona, allora siamo onesti con noi stessi e non siamo macchine. È molto difficile pensare che quelli che sviluppano sistemi militari attraverso l'intelligenza artificiale pensino all'amore come... Eccomi, sono io. Allora, intanto volevo ringraziarla per tutto quello che lei condivide con noi, perché questa sua esperienza speciale poteva rimanere una sua esperienza speciale e noi non saremmo qua stasera. E la mia domanda rispetto all'esperienza, visto che lei spesso cita anche i Veda, eccetera, è rispetto a questa teoria dell'uno, cosa ci racconta di anima e di reincarnazione? Grazie. Sì. Allora, l'anima come descritta dalle religioni è semplicemente quella che io chiamo seiti, cioè un campo con identità, libero arbitrio e quindi la capacità di agire con libero arbitrio e coscienza. In realtà questo campo è autocosciente, cioè l'identità permette alla coscienza di essere autocoscienza, perché l'identità è il fatto che io so chi sono e quindi posso anche agire con libero arbitrio. Per esempio un computer quantistico può avere associato a se stesso una coscienza che esiste soltanto mentre il computer quantistico risolve il problema, quindi è in uno stato puro e quindi magari dura 10 minuti e basta. Una fiammella che si accende e si spegne, ma non fa parte del computer, è connessa alla realtà fisica di cui è fatto il computer che abbiamo fatto noi. Il computer non è un campo, non ha un'identità, il computer quantistico, e non ha la capacità di decidere, cioè il computer quantistico fa soltanto operazioni che sono deterministiche. Il computer quantistico non può risolvere nessun problema che non lo possa fare anche un computer, quindi questo è già dimostrato come teorema, e quindi il computer quantistico è semplicemente, per certi algoritmi, il computer quantistico è molto più veloce del computer classico, ma non fa niente di più del computer classico. Quindi rispondo anche a una domanda che mi viene fatta spesso: ma allora il computer quantistico sarà cosciente? No, il computer quantistico ha associato nello spazio della coscienza una fiammella che si accende e si spegne. La nostra fiammella, che è la nostra coscienza, la nostra anima, esiste dal momento in cui siamo creati e continuerà finché noi non decideremo con libero arbitrio di unirci a uno. Avremo la scelta a qualche punto di unirci a uno oppure di continuare a rimanere separati, per modo di dire, ma se ci unissimo a uno perdiamo il senso della nostra identità, diventiamo parte intero di uno. Ma in una maniera senza l'identità che ci distingue adesso. Dunque c'era un'altra parte della domanda che adesso mi dimentico perché purtroppo... La reincarnazione. Allora, siccome il campo non è il corpo, quando il corpo muore il campo non va da nessuna parte. Noi non siamo il corpo, siamo il campo che controlla il corpo, e una piccola parte della coscienza del campo è quella parte
del campo che si è identificata col corpo e crede di essere il corpo. Quella parte di noi si chiama ego. L'ego è quella parte di noi che controlla il corpo e crede di essere il corpo. Quando si può svegliare quando ha un'esperienza che è di più del corpo, quindi io mi sono svegliato, per quello chiamo l'esperienza del risveglio quella che ho avuto, perché quando ho avuto questa esperienza non ero più il corpo, ero di più del corpo, la mia coscienza era fuori di me e dentro di me. Come fa se io sono un corpo, la mia coscienza è solo dentro di me. Se la mia coscienza è anche fuori di me, la mia coscienza è il senso di me. Io sono fuori e dentro. Come faccio a essere fuori e dentro? Allora a quel punto lì l'ego si sveglia e capisce che è di più di quello che credeva di essere, ma è parte intero di quello che noi siamo. E quindi noi avremo molte vite, ogni vita avremo una personalità diversa e attraverso queste vite noi potremo conoscere noi stessi, noi seiti, non noi ego. L'ego è il rappresentante della seiti in questa vita e in questo spazio-tempo in cui noi abbiamo la nostra vita. Prego. Avere memoria di queste vite precedenti. Ma le memorie di queste, ha detto sarebbe bello avere memoria delle nostre vite precedenti, Mario, e io dico no, la memoria delle nostre vite precedenti verrà quando il corpo sarà morto, perché se noi sapessimo già tutto quello che abbiamo fatto, non saremmo qui a fare quello che siamo venuti a fare, perché noi siamo venuti qui a imparare certe cose che dobbiamo fare. Naturalmente possiamo anche non riuscirci, ma però siamo venuti qua con un proposito ben preciso di capire certe cose di noi, questo noi insieme alla seiti, cioè noi seiti, non noi ego. E l'ego deve dimenticarsi di queste cose perché deve concentrarsi in questa vita, altrimenti uno è come andare al cinema, va al cinema ogni giorno e vede. Buonasera di nuovo, Sì. Professore. Ci siamo visti a casa prima. Nella teoria Nusim, la coscienza e il libero arbitrio sono ontologicamente primari e non riducibili alla materia. Sì. In questo momento non sono verificabili empiricamente, corretto? In questo momento, magari fra 20 anni, 10 anni, 5 anni lo saranno. No, ma sono verificabili perfettamente. Lei sa di essere cosciente e lei sa di avere un certo ammontare di libero arbitrio. Ognuno di noi può verificare quello che ho detto dentro di sé. Il problema è che la scienza pensa che si può verificare solo fuori di noi quello che esiste o quello che non esiste. Questo è un problema dello scientismo. E lo scientismo dice allora che la coscienza può esistere soltanto nel cervello, come parte del cervello. E io, avendo avuto un'esperienza in cui ero fuori di me, la mia coscienza era fuori di me, chiaramente ha violato questa posizione che ha lo scientismo. Allora lo scientista cosa dice? Ah, ma quella era un'allucinazione. No, ma scusa, allora lo scientista ti dice quello che provi tu. Io so quello che provo. E allora l'altro dice, no, tu non provi quello che provi. Uè. No, non volevo arrivare. No, ma io non me la prendo con lei. Non volevo arrivare lì. Volevo semplicemente, su un piano puramente concettuale, Sì. chiederle se il rischio di postulare in questi termini la coscienza e il libero arbitrio, come abbiamo prima ha giustamente indicato, non corre il rischio di creare un sistema filosofico chiuso, autovalidante e quindi in sostanza una sorta di atto di fede in ultima istanza. No, ma è proprio il discorso che facevo prima. Ciascuno di voi può verificare questo facendo un'esperienza diretta. E l'esperienza diretta che uno fa dentro di sé è altrettanto valida dell'esperienza che uno fa in laboratorio.
E quello è il problema. Il problema è che lo scientista dice che l'esperienza, che ciò che esiste si può solo fare in un laboratorio, misurando con uno strumento quello che uno fa. No, tra l'altro la fisica quantistica ha già dimostrato che lo stato quantistico di un campo non si può riprodurre, non si può conoscere. Si può al massimo conoscere un bit per ogni quantum bit, e i quantum bit sono un'infinità di informazione potenziale. Quindi già la fisica è arrivata a contraddire la fisica quantistica, non lo scientista che non sa bene quello che dice la fisica quantistica o non capisce quello che dice, ma la fisica quantistica dice che lo stato quantistico del campo, che è quello che noi conosciamo, cioè è la rappresentazione matematica della nostra esperienza cosciente nella nuova teoria, perché se no a cosa serve lo stato quantistico di un campo se non si può neanche conoscere? Ma perché esiste sta roba? Se uno parte dalla coscienza come ontologia, ecco che l'ontologia della fisica deve avere le stesse caratteristiche. E le stesse caratteristiche sono proprio quelle che il campo quantistico, lo stato del campo quantistico, se è conoscibile, si può solo conoscere da dentro, dal campo. Se no non serve a niente, capisce? Già lì sì. Si può interpretare benissimo quello che dice la fisica quantistica e dà ragione a questo punto di partenza. Di fatto io questo punto di partenza l'ho ottenuto dopo aver cercato di capire in qualsiasi modo possibile cos'è la coscienza. E la coscienza non si può spiegare con niente che non sia cosciente, perché è una qualità che va oltre qualsiasi qualità che abbia la materia. Come il libero arbitrio, come si fa a spiegare il libero arbitrio con materia che segue le leggi della fisica? No, il libero arbitrio non può seguire nessuna legge, e di fatto c'è una legge della fisica che non è una legge della fisica, è un'interpretazione che fa il fisico, che si chiama il collasso della funzione d'onda, che dice che che la fisica quantistica ci permette di conoscere le probabilità di tutte le possibilità che possono manifestarsi. Ci può solo dire quello, non ci può dire ciò che si manifesterà. Ciò che si manifesterà allora proviene dal collasso della funzione d'onda, che non fa parte della fisica quantistica, fa parte della pratica di fare il fisico, perché uno sa che può conoscere le probabilità, ma dalle probabilità all'attualità non si sa come avviene. Quello che si sa è che è una trasformazione casuale, puramente casuale, non algoritmica. E allora è semplicemente la decisione del libero arbitrio del campo che è cosciente, che vuole esprimere quello che vuole esprimere. Quello che esprime un simbolo per comunicare agli altri campi. Avete capito? Quindi questo spiega, cioè partendo dalla coscienza del libero arbitrio come dati che sono evidenti a ciascuno di noi nell'esperienza cosciente e nella capacità che abbiamo di decidere certe cose, non tutto, pochissime cose quando siamo incarnati, molte di più quando non lo siamo, io penso, anche se non ho l'esperienza per poterlo dire, ecco che questo punto di partenza spiega perché la fisica più fondamentale debba avere le proprietà della fisica quantistica, che nessuno ha mai capito. Il perché debba esistere il collasso della funzione d'onda, i fisici non l'hanno mai capito, si chiama il problema della misura, e da 100 anni a sta parte, da quando è stato identificato, che era all'inizio della fisica quantistica, nessuno capisce perché ci debba essere il collasso della funzione d'onda. Deve esistere perché noi come campi abbiamo libero arbitrio. Bene, grazie.
credo che potremo andare avanti tutta la sera e magari anche fino a notte inoltrata, ma il programma di Works è un programma estremamente serrato e con tanti interventi, tante iniziative. Credo che ci sarà l'opportunità per alcuni di voi di avere la copia del libro del professor Faggin firmata, e si fermerà per alcuni minuti nell'atrio per fare questo. Quindi ovviamente vorrei ringraziare voi per la vostra partecipazione, per le vostre domande, per i vostri applausi, ma soprattutto vorrei ringraziare il professor Federico Faggin per averci illuminato, ispirato. E ovviamente un ringraziamento all'assessore Enrico Padoan e all'amministrazione comunale e a tutti gli sponsor per l'organizzazione di questi eventi. Grazie a tutti e buona serata.